Un post su Facebook sui tratti sommatici del ministro Kyenge e Sacile viene travolto da un vero e proprio ciclone di polemiche. A scriverlo l'assessore leghista Vania Gava, che ha voluto difendere le dichiarazioni del vicepresidente del Senato Roberto Calderoli. Ieri in Consiglio Comunale, ci dice il sindaco Roberto Ceraolo, ha dato delle spiegazioni. La stessa Lega, secondo il primo cittadino, avrebbe preso le distanze. Attendo comunque un chiarimento scritto, perché è chiaro che all'interno della coalizione, anche non solo nelle opposizioni, queste dichiarazioni qualche effetto lo hanno provocato. Insomma, è pronta alle scuse? Io ritengo di sì. La risposta arriva immediatamente dalla stessa protagonista della vicenda. L'assessore Gava, per nulla intimorita dal terremoto politico che ha sollevato, replica. Ma le scuse su che cosa? C'è anche chi chiede le mie dimissioni. Le dimissioni non in base alle valutazioni del mio lavoro come amministratore, ma in base a un libero pensiero mio, ma insomma io credo che siamo veramente alla follia. Insomma, a quanto pare l'assessore le spiegazioni le ha già date, ma le sue convinzioni rimangono. Qualcuno ha voluto montare il caso, tuona l'assessore, non ha offeso nessuno. Poi continua dicendo che non ci sono razze migliori o peggiori della nostra, siamo diversi e questo è innegabile. Poi aggiunge: Io dico solamente che noi dobbiamo batterci per le idee della ministra, non può venire qua anche con una certa arroganza e a imporci lo ius soli a tutti quanti e a pensare di togliere il reato di clandestinità, e queste sono le cose su cui io mi batterò fino alla morte e sicuramente anche il mio movimento. Mentre il sindaco attende le spiegazioni scritte da parte del suo assessore, la polemica continua a salire. Duro attacco da parte del mondo politico friulano. Qualcuno prende le distanze, altri rispondono con toni accesi. La questione è più che mai rovente.